Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, iniziamo questo nostro incontro guardando alla preghiera che da oggi in poi ci accompagnerà in questa settimana, che è bellissima perché ci ricorda sempre la stessa cosa, che siamo bisognosi di misericordia e che il Signore è pronto ad ascoltare le nostre preghiere e a esaudire i nostri desideri al di là di ogni nostro merito e di ogni nostra aspettativa. Sentite che bello. O Dio, fonte di ogni bene, ecco, ogni bene ha origine da Dio, amici, il male no, ma ogni bene, qualsiasi tipo di bene, qualsiasi cosa buona, bella, giusta, vera, viene da Dio. Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni nostro desiderio e di ogni nostro merito. Perciò dobbiamo pregare, ma non perché meritiamo qualcosa da Dio, ma perché Dio è buono e fondi su di noi la tua misericordia. Come ci guarda Dio? Ecco, questa è la cosa che davvero può cambiare e cambia se la facciamo, la nostra vita, il nostro modo di vivere, di relazionarci, di fare le cose che siamo chiamati a fare. Ecco, sentire questo sguardo misericordioso. Io non dimenticherò mai la sensazione che avevo bellissima quando mio papà magari si fermava a guardarmi giocare con i compagni o a giocare a pallone o a suonare un po' la chitarra. Si fermava a guardarmi qualche momento. Erano momenti bellissimi perché mi sentivo guardato con interesse, si compiaceva di me, un papà si compiace di un figlio. Ecco, Dio ci guarda con misericordia. Ecco, noi lo dimentichiamo troppo facilmente, perciò poi ci chiudiamo, ecco. E fondi su di noi la tua misericordia, questo sguardo buono, e perdona ciò che la coscienza teme, perché siamo sempre un po' con la coda di paglia, ecco. E la preghiera ci fa chiedere: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare, perché siamo deboli, siamo uomini di poca fede, noi non crediamo fino in fondo che a Dio tutto è possibile, ecco, che non è quello di vincere alla lotteria oppure che ci capiti qualcosa di strabiliante, ma la cosa più grande che ci può capitare è di sentirci che ci siamo perché siamo voluti e siamo voluti bene, anche perché, carissimi amici, è questo il nostro vero bisogno. Gli altri sono tutti bisogni secondari che se li possiamo soddisfare, ma non ci soddisfano mai fino in fondo, va bene, ma il nostro vero e profondo bisogno, dico in una mia canzone, è quello di essere figlio e di esserlo sempre e comunque, anche quando io sbaglio. Il mio vero e profondo bisogno è di essere amato e di esserlo sempre e comunque. Perciò sono nato
per essere amato. Perciò nasce un fiore, nasce una pianta, un animaletto, un cagnolino, un gattino, un uccellino, tutto chiede amore, 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 omne cosa conclama, chiede. E poi il mio vero e profondo bisogno è di essere eterno, non finire mai, non morire mai, perché c'è dentro di noi questo desiderio di eternità. Oggi è la domenica, il giorno del Signore, il giorno in cui Gesù ha vinto il peccato e la morte, perché c'è il peccato e c'è la morte. Allora sentiamo Papa Francesco cosa ci dice a proposito dei peccati che si fanno purtroppo sui bambini, sugli innocenti, che è quella cosa che più ci tocca e che solo Gesù ci può fare stare davanti. Sentiamo. In moltissime occasioni e in tanti paesi diversi i miei occhi incontrano quelli dei bambini, poveri e ricchi, sani e malati, gioiosi e sofferenti. Essere guardati dagli occhi dei bambini è un'esperienza che tutti conosciamo e che ci tocca fino in fondo al cuore e che ci obbliga anche a un esame di coscienza. Che cosa facciamo noi perché questi bambini possano guardarci sorridendo e conservino uno sguardo limpido, ricco di fiducia e di speranza? Che cosa facciamo perché non venga rubata loro questa luce, perché questi occhi non vengano turbati e corrotti da ciò che incontreranno nella rete, che sarà parte integrante e importantissima del loro ambiente di vita? Lavoriamo dunque insieme per avere sempre il diritto, il coraggio e la gioia di guardare negli occhi i bambini del mondo. Che bello, ecco, poter guardare negli occhi un bambino ed essere certi che Dio non ne fa perdere nemmeno uno. Nella preghiera che ho scritto nel 2005, un anno particolarmente straordinario, l'anno in cui sono entrati nella vita piena, nella vita eterna, prima Don Giussani, Suor Lucia di Fatima e poi Giovanni Paolo II, il 2 di aprile del 2005. Poi qualche tempo dopo mi venne questo desiderio di rivolgermi direttamente al Padre Eterno, ecco, come frutto degli anni che avevo seguito questi due uomini così particolari, straordinari come Luigi Giussani e Giovanni Paolo II, mi venne questa preghiera al Padre, che è musicato: Padre buono, Padre grande, Padre di misericordia, Padre dei bambini morti, Padre di quelli mai nati, Padre dei morti ammazzati e anche Padre di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi, dei malati, Padre per l'eternità, fammi fare un giro per le strade del tuo cuore e portami lì dove possa sperimentare già da ora la misericordia, il tuo amore. Ecco, guardare da un bambino che nasce per morire, come capita, ci sono gravidanze coscienti come quella di Chiara Corbella, sapeva che avrebbe portato 9 mesi in pancia un figlio, l'avrebbe dato alla luce e sarebbe di lì a pochi minuti ritornato da dove era venuto, dal cielo, ecco, ed essere sicuri, ecco, l'hanno battezzato in quella mezz'oretta che è vissuto ed è poi ritornato in cielo, avere questa consapevolezza. Questo Gesù vuole darci, amici miei, la salute, il benessere. Tante persone sono nella salute, nel benessere, non sono
serene, non sono gioiose, non sono coscienti di essere figli di Dio. Ecco, e quindi il peccato incalza. Allora sentiamo un intervento del Papa sul peccato che abbiamo profondo, che non è che si smacchia facilmente, e c'è bisogno di Gesù che arrivi lì a cancellarlo definitivamente, e Gesù ha il potere. Sentiamo. Non è una macchia da toglierti. Se fosse una macchia, basterebbe andare alla tintoria e farsi pulire. No, il peccato è un rapporto di ribellione contro il Signore. È brutto in se stesso, ma brutto contro il Signore che è buono. E se io penso così, i miei peccati, invece di entrare in depressione, sento quel grande sentimento, la vergogna, il disonore che dice il profeta Baruch. La vergogna è una grazia. Quando il Papa parla di vergogna, a me viene sempre in mente mio papà. Ieri è stato l'anniversario di matrimonio di mio papà e mamma, e anche l'anniversario della mia chiamata alla vocazione, alla consacrazione. Ecco, mi ricordo sempre papà che dice: ma non te ne pare vergogna? Ed è così. Ecco, avere vergogna è una grazia di Dio, perché noi tante volte cadiamo in basso, siamo fragili, siamo deboli. Allora, sentiamoci quest'ultimo intervento di Papa Francesco sulla necessità, l'importanza di essere ben radicati. Non possiamo ricordare le nostre radici, che poi ultimamente siamo radicati in Dio, noi da Dio veniamo, le nostre radici, magari poi siamo italiani, poi siamo calabresi, siamo di qua e di là, la nostra cultura, ma le radici, ma soprattutto siamo cristiani, abbiamo ricevuto questo grande dono. Sentiamo. Una persona senza radici, che ha dimenticato le proprie radici, è ammalata. Ritrovare, riscoprire le proprie radici e prendere la forza per andare avanti, la forza per dare frutto. E come dice il poeta, la forza per fiorire, perché dice: quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato. Proprio quel rapporto fra la radice e il bene che noi possiamo fare. E infatti, carissimi amici, l'incontro con Cristo che cosa fa? Ecco, ci fa riattaccare le radici alla fonte, ecco, ci riporta a Dio, e da lì possiamo fruttificare. Ecco, io ricordo il mio primo incontro, subito qualche giorno dopo l'incontro con Cristo, quando ho incominciato a sentire che Cristo non era una chiacchiera, era presente, e l'ho sentito vivo nella testimonianza di alcuni amici. Ho scritto queste parole che ho musicato, questo incontro con Gesù. Sentiamolo. Giorni vuoti senza senso, altri meno male andati, grosse crisi esistenziali e poi grandi inibizioni. Dove sono, perché sono, dove vado io, chi sono, ma che senso ha questa vita? Come vorrei capire, ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, perché tu sei la gioia, la mia liberazione.
ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, perché tu sei la gioia, la mia liberazione. Ecco, simpatiche le immagini della gioventù, nessun rimpianto, carissimi amici. A me, anzi, alcuni amici che sono nostalgici, che si ricordano quando erano giovani, a me, io non ritornerei giovane nemmeno per tutto l'oro del mondo, perché la vita è bella proprio perché cresce, matura, ecco, e speriamo di portare frutti, perché appunto l'incontro con Cristo è essere riallacciato alla fonte, incominciare ad assorbire questa grazia, questo amore gratuito. Ecco, grazia significa gratuito, che poi quello che ti muove è sentirti voluto bene non perché sei bravo, che te lo meriti o sei all'altezza, ma perché sei figlio, e allora lì poi si porta frutto. E dall'inizio io ho sentito, presentivo ecco, questa disponibilità a darsi al Signore per poter portare frutti, ma i suoi frutti, che è la pace, il frutto che Gesù vuole portare nel mondo, è la pace nei nostri cuori, tra di noi, e poi piano piano che si espande nel mondo. Sentiamo. Fa di me uno strumento della tua rivoluzione, serviti delle mie labbra, del mio corpo e della mente, perché io senza il tuo aiuto non saprei più cosa fare, non saprei più dove andare, sarei una foglia secca nella tempesta. Ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, perché tu sei la gioia, mia liberazione. Ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, oh mio Dio ti prego, non mi abbandonare, non mi abbandonare. Ecco, bellissimo questo quadro di Rembrandt, il figliolo che torna dal padre, il padre che lo accoglie e non ci fa pesare i peccati. Questa è la gioia più grande. Allora Gesù oggi nel Vangelo ci racconta questa parabola di un uomo, e la racconta, non tanto la racconta ai capi dei sacerdoti e agli anziani, agli uomini profondamente religiosi, ma non profondamente, superficialmente religiosi, alla facciata religiosi, i capi dei sacerdoti di quel tempo e gli anziani, quelli che conoscevano bene la storia, le preghiere, i riti, ecco. E Gesù racconta questa parabola, dice che un uomo comprò un terreno, vi piantò una vigna e l'affidò ai contadini. Sti contadini, quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, il padrone manda i suoi servi dai contadini per dire il raccolto. Quei servi, quei contadini, uccidono i servi che erano andati per riscuotere per il profitto, il fitto, no? Mandò questi servi, alcuni li bastonarono, un altro lo uccisero e l'altro lo lapidarono a pietrate. Mandò altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono tutti allo stesso modo. E Gesù qua parla dei profeti che Israele ha avuto, il profeta Isaia che si ascolta nella prima lettura, e tutti gli altri profeti che danno la voce a Dio, fanno parlare Dio, Dio parla attraverso di loro e smaschera tutte le ipocrisie che abbiamo, amici miei. E poi ultimo, Giovanni il Battista, che appunto fa la fine che fa, perché gli diceva la verità al re Erode, che non gli era lecito tenere la moglie del fratello, no? Perché non è che gli cambiava la vita, gli rendeva la vita più felice. Allora, quando il padrone poi manda
il suo figlio pensando che lo avrebbero rispettato, i contadini dicono: ha mandato il figlio, costui è l'erede, se lo ammazziamo prendiamo l'eredità noi, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero e lo cacciarono fuori dalla vigna. Ecco. Gesù è stato portato fuori da Gerusalemme, sul Golgota, e lo uccisero. Parla di se stesso Gesù, è impressionante. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? E loro rispondono in modo esatto, religioso. Ecco, la religione come la concepiamo noi, Dio come lo concepiamo noi. Ecco. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Fa dire a loro Gesù quello che capiterà loro, perché il buon ebreo, il saggio ebreo ragiona così: se uno sbaglia, quando Davide, il grande re Davide, commette il peccato, vede una donna nuda, se la manda a pigliare, ci sta insieme, la mette incinta, fa ammazzare il marito perché si sarebbe scoperto che non era figlio suo. Il profeta dice a lui la verità, lui non si difende con la grandezza di Davide e la grandezza di ognuno di noi quando veniamo colti in flagrante. Noi invece siamo come Adamo ed Eva, che quando siamo colti anche in flagrante, stiamo per rubare una cosa, diciamo no, non la stavo spostando, perché questa fragilità. Allora Davide fa penitenza e poi Dio gli dà un altro figlio e gli dà tanti benefici proprio perché ha riconosciuto il peccato. Ecco, il Dio che è venuto a manifestarci, a farci conoscere Gesù, è questo Dio, il Dio che non condanna, non punisce. Quando noi non accogliamo Lui, ci facciamo male noi. Ecco perché Gesù poi cita, dice: ma non avete mai letto nelle scritture che la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo dove si può costruire, una meraviglia ai nostri occhi. Ecco, San Pietro ha rinnegato Gesù, gli aveva promesso che sarebbe morto con lui, che gli avrebbe fatto compagnia. Non gli ha fatto compagnia né la sera del giovedì santo e né il venerdì santo, San Pietro, che allora Gesù gli ha fatto pesare questo suo peccato. No, perché è questa la buona notizia che noi cristiani siamo chiamati a portare, che l'ultima parola sulla nostra vita non è il peccato, che siamo peccatori, siamo fragili, ma è la grazia. Lì dove può abbondare il peccato, sovrabbonda la grazia, a condizione che riconosciamo i nostri peccati. Difatti, se noi ci ritrovassimo con verità a pregare, a celebrare, ci sarebbero tanti più frutti. E difatti quando c'è qualcuno che ha questa coscienza di essere incapace di fare il bene, come Santa Teresina del Bambino Gesù, che diceva: quando io sono caritatevole è solo Gesù che agisce in me. E allora quando ci riuniamo la prima cosa che facciamo è riconosciamo questa nostra debolezza, questa nostra tendenza a scartare Gesù. Chi di noi desidera fare quello che Gesù ci chiede, di porgere l'altra guancia a chi ci percuote su una guancia, di dare pure la tunica o il mantello a chi ci chiede la tunica? Chi di noi desidera diventare buono, desidera diventare come Gesù? Per noi, diciamo una verità, carissimi meditatori, per noi Gesù, e quindi chi lo segue, il cristiano, è un fesso. No, per noi diciamo, i giudici, avvocati, le cause, i nostri diritti, che pure è giusto, non è che ci mancherebbe, però il cristiano
colui che incontra Dio qui sulla terra, Cristo, il Figlio eterno di Dio sulla terra, comincia ad essere libero. La settimana scorsa abbiamo festeggiato San Francesco d'Assisi, amici miei, San Bruno, questi nostri fratelli che ci hanno testimoniato, e ci sono ancora oggi pure fratelli che ci testimoniano che Gesù è vivo, perché ci libera da tanti affanni. Allora salutiamoci con le parole di San Paolo della liturgia bellissima di oggi. Fratelli, non vi angustiate per nulla. Ci sono tante persone che si rovinano la vita, sono angustiate per fissarie, per stupidaggini, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ecco, speriamo che possiamo vivere così, senza angustiarci e senza preoccuparci più di tanto. Allora, arrivederci alla prossima domenica, sempre a Dio piacendo. Se avesse mancasse per me, e buona domenica veramente con tutto il cuore. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fare domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cambi